Buonasera a tutti, buonasera, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Ho detto qualche giorno fa, aspettate che sistemo intanto il computer, ho detto qualche giorno fa che avrei spostato l'orario delle dirette a questo proprio per agevolare molte più persone che magari a tarda sera o comunque in un orario dopo cena sono un po' più impediti nei movimenti, nel poter ascoltare, nel poter partecipare proprio magari a causa della compresenza di coinquilini, familiari, orecchie che non devono sentire. Allora, eccoci qui in un orario prima della cena, almeno qua nel glorioso sud, dove non si cena mai prima delle 9, almeno così poi con l'arrivo dell'estate anche più tardi a volte, perché veramente fa caldo e non viene neanche tanto appetito. Allora, come state? Che cosa mi raccontate di bello? Come avete passato la settimana? Io sono qui a disposizione per una mezz'oretta per rispondere gratuitamente delle vostre domande, quindi se desiderate porre una domanda alle mie sibille, vi ricordo che dovrete indicare il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda specifica, quindi individuate un argomento, che ne so, l'amore piuttosto che il lavoro, quello che è l'andamento di un concorso, eccetera, e datemi, quindi formulate una domanda specifica. Buonasera Pierluca. Una domanda specifica, quindi se per esempio riguarda il lavoro, evitiamo come va il lavoro in generale e poco, beh, è già più dettagliata di come va la mia vita in generale, perché poi è più difficile capire le sibille se ci stanno rispondendo piuttosto per una cosa, per un'altra. Quindi già il fatto che diate un'indicazione sull'argomento è importante. Se però la domanda in particolare che porrete alle sibille riguarda per esempio il vostro rapporto lavorativo, sentimentale con un'altra persona o quale che sia, anche di parentela, dovrete mettere anche il nome e la data di nascita dell'altra persona affinché la scia energetica a cui posso agganciarmi sia inequivocabile o quantomeno la più pulita possibile, perché vi ricordo che anche se in questo momento siamo collegati in pochi, nel tempo le dirette vengono viste anche da altre persone in momenti diversi dalla diretta, eppure quell'illusione che abbiamo di un tempo che scorre in senso cronologico è veramente solo un'illusione. Siamo già in poche parole tutti presenti adesso in questo momento, anche se quelli che si vedono sono quelli collegati ora. Bene, detto questo, quindi nel momento in cui io mi rispondo e le sibille vengono mescolate e utilizzate per fare una domanda, allora vi ricordo che in questa direzione le sibille poi vanno per la legge di risonanza, quindi si agganciano a quello che è la frequenza o le frequenze della situazione della domanda collegata alle scie energetiche degli interroganti, dei consultanti. Quindi questo è un po' come rispondono le sibille. L'ho fatta in modo semplice, però è questo il principio che viene utilizzato appunto durante le letture e le indagini. Bene, detto questo, io però domande non ne vedo. Allora, nel frattempo facciamo quattro chiacchiere. Vi ricordo le solite cosine in attesa appunto che le persone insomma si facciano avanti, coraggiose, formulino una domanda, anche solo per sapere insomma in estate conoscerò una persona con cui avrà avvio una relazione sentimentale. Bene, per esempio vi ho dato un esempio di domanda. Quindi così, tanto per. Allora, vi ricordo che c'è un sito, il sito è www.ilcapitano.altervista.org, questo sito è online dal 2015 divulghiamo gratuitamente la radionica e fondamenti di radiestesia, tarologia, ermetismo, cabala, quindi progresso, crescita e percorso, cammino spirituale. All'interno di quello che è il sito, nelle varie sezioni troverete moltissimi strumenti gratuiti da scaricare, quindi potrete in qualsiasi momento andare www.ilcapitano.altervista.org, lo ricordo, sul sito e sfogliare insomma un po' tutte le sezioni e approfittare di questa opportunità. Dal 2015 c'è tutto questo materiale ad aspettarvi
che poi è andato aggiungendosi nel corso del tempo, tra cui l'ultima dispensa è nata circa un anno fa. Adesso vediamo se trovo l'immagine, così che tutti quelli che capiteranno sul sito possono vedere. Io, mamma mia, non sono una brava regista. Eccola qua, dovrebbe essere questa. Eccoli qua, 4 luglio, quindi fa quasi un anno, quasi un annetto quest'ultima dispensa caricata online, sempre gratuitamente, quindi avete a disposizione la possibilità, insomma, di scaricare veramente tantissimi circuiti, tantissimo materiale di radionica. Chi non conosce la radionica avrà modo di approfondire l'argomento non solo gironzolando sul sito, scaricando le dispense, leggendo quello che sono le indicazioni connesse, ma anche approfittando del fatto che su YouTube abbiamo veramente inserito sia il Marietto, quando dico abbiamo io intendo sempre il Marietto Veneziano e la sottoscritta, abbiamo inserito moltissimi video per spiegare tutte le dispense che nel tempo sono state pubblicate e per spiegare anche i basilari rudimenti di radionica e anche di radiestesia. Quindi se amate il pendolo, se amate l'idea di poter fare qualcosa di concreto per le vostre vite, qualcosa anche solo che magari nel tempo accompagnato da altro, quindi anche un percorso di consapevolezza, potrete adottare insomma delle misure, dei sistemi in qualsiasi momento, in autonomia, eccetera. Bene, se amate tutto questo, non vi potete perdere il materiale che c'è sul nostro sito, quindi approfittate. E come dicevo, i nostri canali YouTube sono organizzati tramite raccolte di playlist, quindi playlist raccolte di video per argomento, quindi indicizzati. Attraverso queste raccolte potrete fin da subito vedere quali sono gli argomenti che sono di vostro interesse e guardarvi video. Quindi nel tempo ci sono state molte persone che apprezzando questo lavoro hanno trascritto buona parte dei video e di quello che è stato spiegato nei video. Ci sono anche persone che hanno applicato dei processi, alcuni per esempio in alcuni video che io ho rilasciato sulla radiestesia, per esempio interattiva, quindi una pratica del pendolo diversa dalla semplice lettura, dall'indagine, che comunque semplice non è, però diverso dalla qualità ricettiva del pendolo di intercettare le frequenze, la pratica della radiestesia attiva opera tramite la modifica delle frequenze, quindi si impongono dei comandi e si cambiano le frequenze delle cose. Quindi attraverso alcuni di questi video molte persone hanno sperimentato delle sensazioni reali a seguito del video e poi hanno anche magari osservato un migliore fluire di alcune situazioni. Quindi gli strumenti ci sono, la voglia di trasmetterli pure, quindi se desiderate approfondire tutte queste tematiche, vi ricordo appunto che c'è moltissimo materiale gratuito e poi potete sempre decidere di contattarci privatamente e quindi di valutare un percorso proprio seguito dal Marietto e dalla sottoscritta. Bene, allora vedo che si sono aggiunti altri amici. Buonasera Maria Grazia, buonasera Fabiano, buonasera Maria, sono contenta di vedervi qui con me. Comunque c'è Maria Grazia che fa una domanda, ma evidentemente si è collegata dopo lo spiegone che ho fatto sulle scie energetiche, quindi Maria Grazia, io sono pronta a risponderti, ma ho bisogno che tu metta, se Maria Grazia è il tuo nome, che me lo riconfermi in un commento insieme alla tua data di nascita. E poi vediamo un pochino di capire cos'è il responso delle Sibille. Quindi Maria Grazia, se sei collegata, io sto aspettando che tu faccia questa integrazione, la conferma del tuo nome e la tua data di nascita. Nel frattempo vi dico altro, mentre aspetto appunto che compaiano anche altre domande. Ok, 19 agosto del 68. Perfetto, e Maria Grazia, sicuramente il nome a questo punto è questo. Vediamo cosa ci dicono le Sibille. Vi ricordo comunque che se desiderate approfondire ulteriormente anche il lavoro di divulgazione che abbiamo fatto il Marietto e la sottoscritta, troverete sul Giardino dei Libri 5 ebook e 2 libri cartacei
su tutti i canali e i fornitori di libri, quindi da IBS, Mondadori, Amazon, piuttosto che gli altri siti specializzati in quello che è la vendita di libri esoterici o di crescita spirituale, troverete anche i cartacei. Quindi vi ricordo insomma che ci siamo spesi tantissimo per trasmettere, divulgare e aiutare quante più persone possibile. In cambio devo dire moltissimi hanno apprezzato il nostro lavoro e ci sostengono in molti modi, quindi ringraziamo tutte le persone che in qualche modo mostrano la loro fiducia, mostrano anche la loro riconoscenza. Quindi grazie a tutti. Bene, allora adesso rispondo. Maria Grazia, 19 agosto del 68. Vediamo intanto come va la pratica, quindi questa pratica assicurativa e cosa ci suggeriscono le sibille, insomma, per te. Quindi a partire dal racconto, vedete questa tovaglietta in tema siciliano. Allora, pensiero amica, quindi effettivamente l'indicazione che riceviamo fin da subito è la necessità di capire bene a chi rivolgersi, chi è in grado di dare dei sostegni, dei suggerimenti, chi è in grado di ascoltare correttamente tutta la situazione e capire insomma come muoversi. Quindi c'è la possibilità che qualcuno ti dia delle indicazioni, dei suggerimenti. Adesso vediamo, non credo che si riferiscano a me, anche se stai chiedendo a me. Io, come vedete, mi sono infortunata. Allora, vediamo un pochino. Quindi l'andamento di questa situazione, scusate, vediamo di far stare tutto, che non ho messo meglio il PC prima. Ma, non granché, non si muove moltissimo. Probabilmente per un motivo o per un altro andrai a ridosso dell'estate e da lì prenderanno tutta una serie di scuse. La vedo piuttosto bloccata la situazione. Tra l'altro, io non so se riguarda anche un'altra controparte, quindi bisognerebbe che magari un medico legale, esatto, un medico legale forse sì, potrebbe essere comunque una persona in grado di darti dei suggerimenti. Di fatto nel passato sembrava di diritto, giusto procedere. Questo generalmente la carta del dottore è la risoluzione, la guarigione, nel caso di controversie sono i rimborsi, quindi quello che in qualche modo risana una vicenda. Quindi ci sono tutte le indicazioni che danno la decisione, insomma, di procedere. Però attenzione, mi sa che c'è qualcuno che ti ha attaccato, vedi che c'è una nemica nel presente, quindi bisogna cercare di capire un po' che cosa è stato detto veramente. Quindi per quale devi scegliere non posso risponderti nella domanda che stiamo già guardando. Funziona così, Maria Grazia. Voi formulate una domanda e io vi rispondo a quella domanda. Quindi tutte le altre domande ti consiglio magari di contattarmi privatamente, così valutiamo di fissare un appuntamento. Io in questa sede ti posso dare la risposta alla prima domanda che hai fatto, quindi capire come procede questa situazione assicurativa. Di fatto c'è un grosso ostacolo nel presente, c'è una persona che ti ha attaccato e quindi c'è da capire un po'. Nel prossimo periodo, ad ogni modo, Amatrice, Stanza, Mercante, probabilmente incontrerai qualcuno che, come ti ho detto, ti darà delle indicazioni. Nel taglio abbiamo visto che c'è la possibilità di trovare qualcuno che ascolti e che effettivamente trovi una soluzione. Nel prossimo periodo quindi si vede che vai a incontrare qualcuno che sa proprio anche come cavarsela, qualcuno valido, però ti devo dire che è qualcuno che possa anche seguire eventuali accordi. Il mercante spesso si occupa proprio di accordi, di trovare un compromesso, di trarre vantaggi, quindi sicuramente c'è una possibilità di fare un primo incontro, magari di chiuderla in altro modo, però in realtà
io non la vedo chiudersi lì, ammalato, deliranti, falsità, quindi verranno dette tirate fuori altre cose che ti causeranno parecchia difficoltà e preoccupazione, e poi vedi l'esito, quindi per ora, per il momento non vedo la risoluzione favorevole nella tua direzione, vedo piuttosto che c'è qualcosa che andrà proprio per storto, quindi qualcuno che si intrometterà, che cambierà delle cose. Io vedo poi la situazione bloccata, quindi bisogna, sì, si vede una nemica, poi sai, spesso le sibille usano un linguaggio allegorico, quindi la nemica potrebbe essere qualunque persona che alle spalle ha detto delle cose accusandoti, oppure accusando te o chi è coinvolto in questa situazione. E quindi, però, guarda, c'è anche donna maritata, quindi potrebbe essere veramente una donna in età di figli, mariti, quindi una donna che potrebbe avere un'età intorno a 40, 45 anni, quindi c'è qualcosa in effetti nell'aria. E io la vedo bloccarsi questa situazione, bloccarsi ma causarti anche delle frustrazioni. Al momento non sono in grado di vedere più in là, potrebbe essere lo sviluppo dei prossimi 6 mesi, quindi la situazione si va a parcheggiare in una condizione che però ti preoccupa. Bisognerebbe capire poi di più, quindi eventualmente vediamo, se mi contatterai vedremo. Allora, bene, vediamo un'altra domanda. Sì, scusate, il mio numero, vediamo se sono brava fino a un certo punto. Faccio scorrere il mio numero, voilà. Ok, segnatevi giù questo numero se desiderate contattarmi. Allora, vedo un'altra domanda, intanto vediamo se la persona c'è, perché buonasera Romina, vedo che c'è un'altra amicizia che ha fatto una domanda, quindi Romina, se ci sei dammi conferma, perché qui c'è la tua domanda, quindi sono pronta a risponderti, ma ho bisogno di sapere di non fare un monologo, quindi se mettete una domanda e poi non siete presenti, ecco, buonasera, perfetto, Romina c'è. Allora, ciao Ilde, come andrà la mia storia con Andrea dopo il nostro avvicinamento? Romina, 26 giugno 88, Andrea, 7 gennaio 86. Ok, quindi avvicinamento intendi che è la prima volta che vi state frequentando oppure è un ritorno di una persona? Vediamo un po' se mi aggiungi quest'ultimo piccolo dettaglio e cominciamo. Poi non so da quant'è che vi frequentate, ecco, anche questo potrebbe essere interessante. E soprattutto, vi frequentate, ma siete tutti e due single o ci sono figure, le donne di cuori nella manica o i re di quadri nel taschino? Fatemi capire un po' qual è la situazione. Vediamo intanto per Romina e Andrea come procede. Ma per ora è un bello slancio di un ritorno, ci siamo lasciati da gennaio dopo 3 anni, finanziamenti e siamo single, ok. Mi ha fatto ridere, mi piace quando vi strappo un sorriso. Allora, quindi si vede insomma un andamento con un certo entusiasmo, vediamo un po'. Ma allora, vedi che ci parlano del ritorno, ce lo stanno dicendo, come ci dicono anche che a causa di gelosie, di situazioni poco chiare che hanno ovviamente creato poi il declino, no, di quello che avevate costruito, della vostra serenità e stabilità, però si intravede già anche nella linea del passato, con la presenza del vedovo, si intravede già un po' un pentimento, però anche la sensazione di non aver fatto tutto quello che era possibile fare, e quindi magari sai quelle situazioni da rimpianto, no, mannaggia se fosse andata diversamente, avessi fatto così piuttosto che cosà, quindi si vede qualche situazione diciamo
che era rimasta con contorni poco chiari, Ora, dopo tanta nostalgia, una lunga separazione, perché poi la carta dei sospiri parla sempre, sempre di tempi lunghi, di momenti di sofferenza, quindi di tormenti legati anche alle distanze, al tempo, vedi che c'è il ritorno, però c'è ancora un qualcosina, perché io vedo c'è ancora questa carta del dispiacere, legata però alla consonante sorpresa, quindi c'è questo ritorno, c'è probabilmente un qualche aspetto che o una cosa che è stata detta anche di recente, che una notizia che riguarda questa situazione che magari un pochettino ti ha mandato in ansia o in frustrazione, però sai la carta della consonante sorpresa ci dà una conferma comunque positiva, quindi o il ritorno è avvenuto dopo tanto dispiacere e quindi c'è anche una soddisfazione nel vedere di essere tornati insieme, oppure comunque questo ritorno ha risvegliato ancora antiche sofferenze. Però allora ti devo dire che nel prossimo periodo è possibile che venga nascosto qualcosina. È una cosa piccola, non è una cosa di grandissima importanza, però probabilmente c'è una situazione che proprio per capirne gli sviluppi, magari viene tenuta segreta. Allora, o è che voi, memori di come sono andate le cose, procedete con cautela, magari evitate di dirlo troppo in giro che siete tornati insieme, magari potrebbe essere un riferimento a questa cosa, in attesa di vedere se effettivamente questo inizio porta anche a un ripristino della fiducia reciproca, una voglia anche di costruire, quindi si vede che c'è un po' di accortezza, ma si vede anche che è possibile che qualche cosina venga tenuto un pochettino così, non detto, che ci sia qualcosa in fondo quando c'è il ladro, o sono intromissioni di persone che possono effettivamente poi causare delle situazioni in seguito difficili, o è un qualcosina che in questo caso sembra recente e piccolo, viene tenuto nascosto. Quindi c'è sicuramente qualcosa da capire. Ora, lui potrebbe essere comunque un tipo, io non lo conosco, non so chi sia questo Andrea, quindi non ho idea del suo temperamento, però le Sibille in questo tenere nascosto e poi in quello che possono essere sviluppi sia lavorativi, perché l'artista a volte può riferirsi alla professione di uno dei due, potrebbe essere un insegnante, potrebbe essere un qualcuno che effettivamente offre consulenze, oppure una persona che ascolta, quindi non so, una qualsiasi, anche perfino gli psicologi rientrano in questo ambito, oppure si tratta probabilmente del tentativo di fare poi un concorso, un qualcosa che possa dare una svolta anche professionale. Magari è questo che viene tenuto a nascosto, in attesa poi di avere un risultato e parlare di cose più aperte. Diciamo che potrebbe essere questo, come potrebbe essere l'artista a volte in riferimento a una persona affascinante che comunque ama cercare consensi. Oggi lo definiremmo narcisista, per intenderci. Quindi le cose possono essere anche legate a questo aspetto che magari già in passato può averti causato sofferenze, dubbi, gelosie e quindi magari è possibile che inizialmente si muova con cautela, poi dopo insomma quello è il suo carattere. Però sai, vedo ancora un momento dove una risposta importante, quindi se si tratta di un qualcosa legato a un progetto, per esempio professionale, come abbiamo detto, essere una delle possibilità di sviluppo, anche che in qualche modo condizioneranno il rapporto, allora questo cambiamento o questa notizia può effettivamente causare una svolta, non sempre che vivrai in modo tranquillo. La carta della morte spesso parla di eventi, avvenimenti fuori dalla nostra portata che ci travolgono, quindi lui ti dirà qualcosa che cambierà tutto, però dottore amore vuol dire che insomma in qualche modo la cosa la rimettete in piedi e troverete come aggiustare tutto, come sistemare. Quindi ora
non abbiamo fatto domande mirate, per esempio al lavoro, cose del genere, lo sviluppo della situazione sembra questo, probabilmente procederete con cautela, magari anche tu, perché è possibile che in passato, se lui ti ha dato modo di soffrire, di sospettare, magari sei ancora lì che cerchi di capire se ti puoi fidare o meno di lui, o viceversa, anche lui potrebbe essere al contrario, eh. Non è che viene detto la gelosia da chi parte, è la prima carta, manca il soggetto, quindi potrebbe essere che in modi diversi abbiate avuto ripetute incomprensioni, quindi bisogna capire. Comunque l'esito parla di una svolta importante e quindi anche di un ritrovato equilibrio, una voglia di ricostruire, di riprovare, ma con cose concrete, ecco. Bene. Benissimo. Allora, spero di aver risposto, a Romina. Vediamo se c'è un'altra domanda. Sì, c'è la domanda di Mary, vediamo un po'. Intanto Mary ci sei? Tanto per capire, se prego Romina, tanto per capire insomma se sei collegata Mary. Mary, poi Mary è il tuo nome vero o è un diminutivo di un nome? Ok, ci sei, brava. Mi dici proprio il tuo nome, perché a meno che magari poi i tuoi genitori ti hanno proprio chiamato Mary, perché in quell'epoca, che risale anche all'epoca in cui sono nata io, ce n'erano alcune Mary, però se invece ti chiami Maria, preferisco usare la scia energetica autentica, quindi per favore dammi solo quest'altro piccolo nome vero. Ecco, infatti, l'infornata degli anni 70. Ok. Allora, vediamo un po'. Volevo chiedere come procederà la relazione tra me, Mary, 19 ottobre 78 e Marco, 16 marzo 77. Bene, dimmi soltanto un'ultima cosa. È una relazione nuova? Andate avanti da tempo? Singole entrambi? Fammi capire solo questi ultimi piccoli dettagli. Io intanto comincio a interrogare le sibille, quindi vediamo come procede. Ah, sembra un inizio qua, allora, eh. Comunque molta passione. Molta passione. Ok, vediamo un po'. Eh sì, e infatti c'era un bambino, quindi una relazione giovanissima. Mm. Ma in che modo? Ah, ok, singolo entrambi, tu hai divorziato a maggio. Ma allora, per caso hai una, o uno dei due ha una figlia giovane? Non so, età adolescente o qualcosa in più, perché compare una situazione pregressa, compare una ragazza, quindi e anche delle situazioni un po' difficili sotto un aspetto economico, di un legame economico che poteva essere vantaggioso, ma veramente difficile, che creava un po' di ostacoli. Quindi c'è da capire questo riferimento del passato. Non abbiamo figli. E lui, se non avete figli, ha avuto magari un lungo rapporto prima di lasciarsi con una ragazza con cui stava ormai da tempo, ma si trascinava, perché un altro dei significati del denaro è le cose che si trascinano da tempo, le lungaggini, legate ormai più a abitudini, interessi e non più. Comunque, passiamo oltre. Questo ragazzo sembra comunque un ragazzo volenteroso, disponibile, affascinante, però c'è un qualcosa, come se lui, legato a una possibilità di convivenza o no, ha una nipote. Va bene. Allora,
c'è un qualcosa come se lui legato a situazioni familiari o al tema della convivenza cominciasse a tergiversare un po', quindi potrebbero esserci sul vostro modo di vedere le cose qualcosa di diverso, a meno che lui non si stia occupando di compravendite di immobili e quindi abbia un periodo un po' così, un po' particolare. Però siccome stiamo guardando la vostra situazione, è più probabile che rispetto a un argomento di maggiore stabilità del rapporto, che poi possa significare anche l'idea di prendere casa insieme, ci sia un pochettino, diciamo così, di titubanza. Però nel prossimo periodo arrivano delle cose positive nel rapporto. Sicuramente, più probabilmente lui sembra una persona comunque che sa calcolare bene come muoversi, che sa anche come fare le cose per portare a sé un vantaggio. Quindi sicuramente quando si muoverà nel prossimo periodo vuol dire che qualche cosa, qualche notizia che aspettava e che magari gli permetteva di prendere una decisione o qualche situazione di svolta può effettivamente dare qualche spinta in più al vostro rapporto. Quindi ci sono delle soddisfazioni che vengono prese, ma anche la possibilità che qualche, come ti ho detto, notizia importante, qualche conoscenza che porta anche delle notizie, dia qualche conferma, qualche cosa di importante. Attenzione, a un certo punto c'è un sospetto, vedi? Ammalato, ladro, omaggio di preziosi. Come se sorgesse il dubbio, qui non parla di un tradimento, ma parla della paura, del dubbio, della preoccupazione che ci sia qualcosa che ti nasconde o un tradimento. Quindi in futuro ci sarà qualcosa che turberà questo equilibrio, che comunque in qualche modo avrete raggiunto fra un po'. E quindi c'è un po' un tormento legato a una figura che potrebbe essere una conoscente di lui, una sua amica, qualcuna che ti farà pensare che forse non è solo un'amica. Quindi c'è qualcosa che secondo me in futuro un pochino ti turberà e magari può anche essere che sia tu a stare un po' più sulle tue a un certo punto. Quindi magari quella situazione poco chiara che ti metterà in difficoltà, ma in difficoltà nel senso proprio di tristezza, di non sapere cosa fare. Ecco, potrebbe essere che per un periodo tu decida di prendere un po' le distanze da questa persona o di spostare la relazione su un rapporto più di amicizia, perché non prendi proprio tutte le soddisfazioni che vorresti in questo rapporto, però diamo il tempo alla cosa di maturare un po', quindi potrebbe essere che lui di fronte a un impegno più importante tergiversi o che faccia capire che magari le sue priorità sono più rivolte alla sua professione, al suo conseguimento di obiettivi personali. Quindi magari c'è qualcosina che a un certo punto ti causerà delle problematiche, magari anche la sensazione di essere trascurata e quindi non so. Ecco, vedremo gli sviluppi. Comunque Mary non è male subito. C'è però qualcosina che magari non sviluppa come si vorrebbe, almeno secondo il racconto delle Sibille. Bene, io vi ringrazio per questa sera, vi ricordo che sarò nuovamente disponibile personalmente martedì sempre alle 19:30. Grazie a tutti per aver partecipato e ci vediamo prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento.